Buonasera a tutti, ben ritrovati. Veneto, la famiglia di casa. Questa sera vogliamo parlarvi di giovani, di politiche giovanili e lo facciamo assieme all'assessore Stefano Valdegamberi, assessore alle politiche sociali della Regione Veneto, e a Carla Bonsuana, responsabile dell'ufficio giovani della Regione del Veneto. Intanto grazie di essere con noi. Vi ricordo naturalmente la mail della trasmissione, servizio.famiglia@regione.veneto.it, e il blog della trasmissione telechiara.net/Veneto Famiglia di Casa. Detto questo, entriamo nel vivo della nostra trasmissione, parliamo di politiche giovanili. Che cosa significa, assessore, parlare di politiche giovanili oggi? Parlare di politiche giovanili significa oggi soprattutto rendere i giovani protagonisti nella loro vita, in una società in cui spesso sono spettatori, spesso vengono considerati come dei consumatori, e noi vogliamo invece avere dei giovani attivi, giovani che abbiano la consapevolezza che vivono in una società, quindi vivono insieme a altre persone, una società che ha dei bisogni, dove, all'interno della quale loro non devono essere quasi delle marionette mosse dalla pubblicità, mosse da un mondo mediatico di fiction che li vorrebbe sempre di più e solo consumatori passivi, ma invece devono avere un ruolo da protagonisti, ed è questa la grande sfida che noi nelle politiche regionali abbiamo voluto proporre ai giovani, sia attraverso una legge di nuova generazione. La Regione Veneto aveva già una legge di 20 anni prima che era allora all'avanguardia, che abbiamo rinnovato recentemente nel 2008 con una legge successiva che stimola la partecipazione dal basso dei giovani, cioè noi non vogliamo porci nei confronti dei giovani con politiche dirigistiche, ma vogliamo invece stimolarli, sollecitarli, accompagnarli perché loro siano sempre più capaci ad assumersi responsabilità e ad assumere delle decisioni e quindi ad essere protagonisti, e questo credo è un aspetto che è oggi molto carente nella nostra società, una società che tende a deresponsabilizzare, tende a lasciare le persone in pantofole a casa, dire state tranquilli, pensiamo tutto noi, mentre noi vogliamo invece giovani che si facciano sulle maniche e che non siano semplicemente degli spettatori delle comparse, ma dei veri protagonisti nella società in cui vivono. Giovani che si devono sporcare le mani e fare qualcosa anche loro per la società. Ma quali opportunità vengono date a questi giovani? Come Regione abbiamo cercato di fare da regia a una serie di politiche che poi vengono attuate attraverso gli attori principali, che sono i comuni nel loro assessorati delle politiche giovanili, che è tutto il mondo del terzo settore, che è l'associazionismo giovanile. Abbiamo voluto anche stimolare la crescita di gruppi spontanei. Abbiamo lanciato dei bandi con il titolo Giovani protagonisti di significato, e qui dove i giovani, anche gruppi spontanei non necessariamente organizzati, hanno potuto esprimere il meglio di se stessi, attraverso quindi delle proposte di progettualità che vedono mettere a frutto anche la loro creatività, la loro fantasia, la loro capacità di iniziativa. Abbiamo nel frattempo, anche dopo l'approvazione di questa importante legge, voluto sperimentare in alcuni ambiti della nostra regione l'applicabilità di questa legge, e abbiamo fatto dei percorsi molto belli. Io stesso la settimana scorsa ho incontrato un gruppo di giovani che li ho ospitati a pranzo, perché mi hanno raccontato questa loro esperienza positiva che hanno vissuto del Trevigiano, e dove si sono trovati un po' con una carta bianca su cui scrivere, perché molto spesso si lamentano i giovani, ma manca questo, si dovrebbe fare quest'altro, abbiamo questi bisogni. Noi abbiamo voluto partire nel consegnare loro, bene, noi vediamo una carta su cui scrivere, un foglio bianco, voi dovete comunque sapere scrivere qualcosa, costruire un percorso, stabilirvi, darvi degli obiettivi. La cosa sembra banale, ma non è poi così banale, anzi è più facile seguire una ricetta già precostituita che non costruire una ricetta a partire dai giovani, ovviamente guidati, accompagnati da persone qualificate, e quindi loro questa esperienza del costruire qualcosa dal basso, anche un organismo di rappresentanza dei giovani dal basso, perché il nostro obiettivo non era quello di
pescare così a caso, individuare dei ragazzi da così interpellare dicendo voi rappresentate i giovani. No, voi dovete costruirvi un vostro organismo di rappresentatività, quindi dovete lavorare sul territorio per trovare un modo per costruire anche diciamo un contesto di rappresentanza democratica delle vostre istanze nei confronti delle istituzioni, di chi poi deve tradurre in pratica anche le vostre politiche, le politiche che vi riguardano e che riguardano la società. E quindi abbiamo cercato di creare dei forum territoriali dove con dei meccanismi di democrazia interna di cui loro stessi sono artefici e protagonisti di questi meccanismi, per arrivare a costituire una rappresentanza democratica dei giovani da affiancare alle conferenze dei sindaci, quindi all'insieme delle amministrazioni, di amministratori rappresentati dai vari assessorati delle politiche giovanili o altri, in modo tale che ci sia un interlocutore vero, autentico del sentire dei giovani, e quindi dove il mio auspicio è questo, l'obiettivo nostro è quello di cercare di far sì che anche la politica, anche i decisori della politica si trovino a confronto con una rappresentanza dei giovani e insieme costruiscono anche le diverse politiche che riguardano i giovani, ma non solo i giovani, perché i giovani non possono essere solo protagonisti, a mio avviso, nelle politiche giovanili, tra virgolette, ma devono essere protagonisti anche in tutta la politica, in tutte le decisioni che vengono prese. Io vorrei veramente che questo ruolo attivo che viene riconosciuto attraverso i forum, nelle conferenze dei sindaci, e so che a Treviso questa cosa, Yunus e Treviso, sta funzionando, finalmente trovando attuazione, diventi un modello poi da estendere in tutta la regione Veneto, ovunque, dove gli amministratori a loro fianco ci sia anche una rappresentanza dei giovani che possono dare stimoli, spunti, modi diversi da concepire la vita, le cose, e sicuramente degli elementi utili per entrambi, sia per chi deve interpretare e assumere le decisioni nell'ambito delle decisioni politico-amministrative, ma d'altra parte capire anche per i giovani che stare al di là della barricata poi comporta una visione diversa delle cose, dove anche loro, dal loro punto di vista, possono contribuire ad essere attori, parte attiva e non semplicemente spettatori della società. Questo è sicuramente importante, anche perché spesso si dice che i giovani sono senza valori, che non hanno voglia di fare. Immagino, dottoressa Bonsuan, che non sia così, anche viste le esperienze che sono state portate avanti. No, assolutamente. Abbiamo questo bando di cui parlava l'assessore, che è Giovani Produttori di Significati, cioè già il titolo dà l'idea di quello che la Regione pensa dei giovani, cioè pensa che siano un segnale, un faro, un GPS. I giovani sono tecnologici, quindi abbiamo scelto appositamente questo titolo per richiamare un po' anche quelle che sono le loro attitudini. Noi abbiamo questo bando qua ci ha fatto arrivare 270 progetti, quindi un grossissimo numero di progetti. Siamo riusciti a finanziarne 202 con un grosso sforzo, diciamo, di cui ben 105 sono fatti da gruppi informali di giovani, come diceva l'assessore, e sono progetti che spaziano praticamente su tutti quanti gli ambiti, dalla cultura al turismo sostenibile, alla promozione della salute, alla solidarietà sociale, cioè veramente vediamo l'impegno dei giovani a 360 gradi, quindi dal mio punto di vista possiamo parlare di giovani validi, bravi, estremamente competenti, formati, con un curricula veramente importanti, diciamo, perché uno dei requisiti del bando era anche quello di appunto valutare i curricula dei giovani, e francamente parlando abbiamo visto veramente che la scolarità dei giovani è anche molto buona, cioè esperienza all'estero eccetera, quindi abbiamo una panoramica assolutamente valida. Questi progetti poi punterebbero a una professionalizzazione dei giovani, cioè a dare un primo passaggio, cioè un aiuto regionale a questi giovani che vogliono poi anche avere un'attività professionale, crearsi un lavoro, e quindi uno start-up praticamente delle loro idee progettuali. Direi quindi questa è una base sicuramente importante, che fa curriculum poi, sì, assolutamente. E a proposito di politiche giovanili, andiamo proprio nella Marca a vedere, sempre assieme a Francesca Iuculano, quali sono le politiche giovanili per esempio a Conegliano. Un territorio coneglianese, definito così anche il progetto perché riguarda 12 comuni, rispetto al quale Conegliano è comune storico capofila, un territorio di circa 100.000 abitanti, che ha negli anni deciso di affrontare
con un metodo partecipativo la questione giovanile, non definendola un problema, ma definendola un bisogno che una comunità esprime. In particolare in questi anni ci stiamo occupando di supportare queste agenzie e di accompagnare i ragazzi in quelle che sono, come dire, la ricerca di una autonomia sia di tipo relazionale che in ambito sociale. Lo sviluppo anche di una capacità critica, specialmente per quel che riguarda le nuove tecnologie, l'utilizzo dei new media, straordinaria potenzialità per loro e per tutti, ma a volte, insomma, come dire, può rivelare anche delle trappole al loro interno. Viviamo in un territorio fortemente peraltro caratterizzato dalla cultura della vite e quindi facciamo i conti qui, come in tutta Italia, con fenomeni di uso e di abuso di alcol, quindi sono molte le azioni di promozione e prevenzione che vengono effettuate, sempre, ripeto, coinvolgendo il mondo adulto. I bisogni monitorati sono legati soprattutto agli adolescenti delle scuole superiori e ai giovani che si affacciano al mondo del lavoro o a quello universitario. Le politiche giovanili coneglianesi hanno comunque a che fare con tutti i cicli di vita dei ragazzi. Ci troviamo di fronte a politiche di sviluppo dove l'intenzionalità educativa è molto forte, non si ferma solo all'organizzazione del tempo libero. Un esempio concreto è il recupero delle sospensioni scolastiche che viene affiancato a un impegno di servizio sociale. Si tratta di un metodo alternativo per recuperare le sospensioni o comunque tutte le varie marachelle che i ragazzi fanno a scuola. Queste sospensioni vengono recuperate attraverso dei lavori socialmente utili, quindi lavorando con i servizi sociali, lavorando con i nostri operai del comune, nella protezione civile e crescendo anche come persone. Questo è estremamente importante perché abbiamo visto dei risultati proprio concreti. Poi c'è un grande lavoro ad esempio che viene fatto sulla lettura, un grande progetto lettura, Libri Liberi, che coinvolge appunto dai bambini delle scuole materne fino agli adulti, passando attraverso il grande lavoro che si fa con le scuole superiori, tornei di lettura, incontri con gli autori, letture, laboratori di lettura, letture con attori che recitano i libri che i ragazzi leggono per prepararsi al torneo, sempre in collaborazione con gli insegnanti, quindi proprio con la logica del tavolo di lavoro e del lavoro di gruppo, del lavoro condiviso in tutti i suoi passaggi e coinvolgendo, mi pare, in un anno intorno ai 7.000-8.000 studenti. Si ascoltano molto le richieste dei giovani in un continuo scambio di idee e dialogo aperto. Ciò che emerge è il desiderio di sentirsi responsabili e la voglia di confronto. Chiedono di avere comunque di fronte degli adulti credibili a partire dai genitori, ma anche nell'ambito sportivo, ma anche nell'ambito scolastico, e a tale proposito peraltro ci sono delle esperienze stabilizzate di informazione e formazione permanente per allenatori sportivi, per animatori del tempo libero e per genitori. Rispetto a questa domanda che loro fanno di essere messi nella condizione di diventare protagonisti delle proprie scelte, abbiamo aderito ad un progetto di sperimentazione regionale, di sperimentazione in merito al forum giovani della Regione Veneto che appunto la Regione sta cercando di costruire. Questo territorio è interessato da questa sperimentazione, ha coinvolto un centinaio di ragazzi attorno a questa esperienza da un'età media che va dai 16 anni fino ai 23-24 anni e i ragazzi stanno raccontando che la loro esperienza è un'esperienza che ha senso, che trova la sua fattibilità nel momento in cui gli adulti li mettono nella condizione, come dicono loro, di poter contare e di poter dire la propria rispetto alle cose che li riguardano. Altrimenti tutti gli atteggiamenti, come dire, di maternage piuttosto che di falsa disponibilità, io credo che i ragazzi hanno la capacità di distinguerli a 200 metri di distanza se un adulto non è credibile e coerente. Questo è sicuramente un insegnamento che arriva a tutti noi. Abbiamo sentito anche parlare di prevenzione, anche questo è importante nei giovani perché certi giovani devono fare qualcosa ma bisogna anche lavorare per i giovani, Assessore. Ma certamente la prevenzione è importante, ma credo che soprattutto è importante
cominciare a mettere in evidenza sul palcoscenico quei giovani positivi, che esempi positivi che ci sono, perché la nostra vita è fatta molto di imitazione e di emulazione, e quindi dato che sul palcoscenico sale il Grande Fratello, è chiaro che rischiamo di creare una società sul modello del Grande Fratello. Se sul palcoscenico cominciassimo a mettere qualcuno di questi giovani, io ne ho conosciuto tanti giovani in questi anni di assessorato, devo dire tanti giovani capaci, bravi, impegnati, e giovani normali che non sono certamente, chiunque può essere come loro, e se cominciassimo a mettere in evidenza sul palcoscenico sotto i riflettori un po' di più l'esempio di vita di questi giovani, il modo di affrontare le cose, la loro genuinità, la loro voglia di vivere, di esprimersi nel giusto modo, senza, forse avremo qualche problema in meno nella nostra società. Il modo migliore per fare prevenzione è anche, a mio avviso, dare modelli sociali corretti, cosa che oggigiorno sembra che la normalità non faccia notizia, sembra che chi si impegna, penso a tanti giovani che ho trovato che nel fine settimana dedicano il loro tempo nel fare attività con le persone con disabilità, nell'accompagnarle, nel curare lo svago di queste persone, e penso a giovani che si trovano a fare gli animatori nei gruppi, nelle parrocchie e anche oltre, penso a tutti quei giovani che fanno attività con i giovani nello sport, con altri giovani, con altri ragazzi nello sport, aiutando questi, oppure nella protezione civile, nell'ambiente. Insomma, abbiamo veramente centinaia e centinaia, migliaia di giovani che fanno questo. Ma quante volte li vediamo protagonisti sui media, per esempio? Mai. I protagonisti sono altri giovani, e purtroppo noi passivamente, in maniera inconsapevole, pensiamo che siano quelli giovani, pensiamo che i giovani d'oggi siano quelli lì, e purtroppo i modelli che passano sono quelli sbagliati. Io vorrei fare veramente un appello a tutti i media, e di cominciare veramente ad guardare un po' più in positivo la nostra società e cogliere tanti aspetti positivi, che ce ne sono molti più di quelli che appaiono, che fanno molto meno notizia purtroppo, e cominciare a mandare in onda quelli. Questo è assolutamente importante, lo cogliamo anche noi come appello. E per il futuro, adesso abbiamo parlato del presente, dell'attività che sta portando avanti la Regione, per il futuro che cosa ci dobbiamo aspettare? Lo chiedo ad entrambi. Beh, per il futuro abbiamo in cantiere numerosi progetti pilota importanti. Abbiamo in particolare 2 progetti che ci stanno molto a cuore. Uno, come diceva l'assessore, è quello della partecipazione giovanile, che poi porterà al Forum regionale dei giovani, che è previsto dalla legge 17 del 2008, questa nuova legge sulle politiche giovanili. Questo processo viene da un percorso fatto a livello territoriale, come diceva appunto l'assessore, ma un percorso proprio fatto dai giovani. Quindi questo è un esempio. Poi abbiamo un progetto molto nuovo per il Veneto, perché è un progetto che vuole mettere insieme le politiche giovanili con le politiche della famiglia. È una cosa abbastanza innovativa, perché di solito quando si parla di politiche giovanili si pensa a politiche quasi contrapposte alla famiglia. Si parla di giovani e i giovani vengono visti distanti dalla famiglia. In realtà i giovani sono nella famiglia, sono giovani che si fanno una nuova famiglia, sono giovani che hanno figli piccoli, quindi la Regione sta pensando appunto a investire su politiche integrate, politiche giovanili della famiglia. Sì, fra poco ci sarà anche, vorremmo fare in primavera, a febbraio, un grande meeting dei giovani del Veneto, quindi cogliamo anche l'occasione, poi magari loro sanno come trovare i programmi e tutto, perché sanno che i mezzi sui siti della Regione troveranno tutte le informazioni, ma vorremmo cominciare anche facendo questo bel meeting tra i giovani, dove e portare anche l'esperienza finora maturata nel corso dei forum territoriali, e lanciare una sfida che riguardi non solo quindi alcuni territori, ma tutti i territori della nostra regione. Quindi questa sperimentazione, la sperimentazione di quest'anno è servita anche da noi per avere così il polso della situazione e poter poi tarare anche una serie di iniziative che possono valere per tutto il Veneto. Io veramente, lo dico con soddisfazione, mi sento anch'io un po' giovane, quando mi trovo spesso anch'io bene quando sono insieme a loro, ma credo che dovremmo avere un po' più di fiducia nei confronti dei giovani, perché abbiamo dei giovani ancora in gamba, abbiamo tante persone in gamba, capaci, preparate, volenterose, e si aspettano solo un po' più di fiducia, un po' più di stima nei loro confronti, e qualche buon esempio in più anche da parte di noi adulti. Questo è sicuramente importante. Allora avremo modo magari di parlare a febbraio o a gennaio di questo importante meeting. Intanto vi ringrazio per la partecipazione. Ricordo naturalmente che Veneto alla famiglia di casa ritorna
torna sempre anche la prossima settimana alle 20:30, al giovedì. Grazie mille e buoni giovani a tutti a questo punto. Buona serata, arrivederci.